quindi i dolci sono un'eccezione nella dieta mediterranea. I contadini poveri mangiavano carne e dolce solo in alcune occasioni, soprattutto in festività di notevole importanza, dove il pranzo acquistava un valore particolare, e allora tutto ciò veniva ammesso, cioè il consumo anche di dolci e di carni rosse. Ma diciamo i pasti giornalieri erano ben diversi. Ovviamente la dieta mediterranea non presuppone soltanto un certo tipo di alimentazione, ma anche tutta una serie di questioni, diciamo così, al contorno, ma non sono di secondaria importanza. L'attività fisica, per esempio. Non basta mangiare in maniera sana e ridurre i consumi di carne, di dolci e di grassi saturi, burro e quant'altro, bisogna anche fare attività fisica che mantenga in esercizio il fisico, e combattendo anche attraverso questa strada l'obesità, che è uno dei problemi maggiori che aumenta il rischio di malattie coronariche. E infatti ho messo non a caso questo diagramma che correla l'altezza con il peso, indicando il peso forma, sovrappeso, l'obesità, eccetera, e anche il sottopeso. E cerchiamo di mantenere il nostro organismo in questa fascia, che è il peso forma, che correla l'altezza con il peso di una persona. Ovviamente questo è uno schema piuttosto, sintetico, forse troppo sintetico, per in realtà ci sono altri parametri per calcolare meglio questo peso forma, che sono anche l'età, che sono il sesso, la corporatura, se è una corporatura robusta oppure molto o meno robusta. E quindi possono variare questi numeri in funzione anche di questa. Questa è una cosa di carattere un po' generale. Però serve a ricordarci che la dieta mediterranea non è solo alimentazione, ma anche attività fisica e convivialità, perché è anche come mangiamo, come condividiamo con gli altri il cibo. Tutto questo crea buon umore e crea anche salute. Si sta bene insieme, si mangia insieme, si sta bene insieme. La stagionalità, seguiamo i ritmi della natura, che in ogni stagione la natura ci offre cose diverse, verdure diverse, frutti diversi e così via. E soprattutto utilizziamo i prodotti locali, valorizziamo il territorio, e quindi ecco, tutto questo significa una coerenza con l'ambiente naturale in cui viviamo, no? Seguirne i ritmi, i prodotti locali. Ecco, questa è la dieta mediterranea, non è solo una forma di alimentazione, ma è tutto questo insieme che poi si traduce in tante altre cose, in tradizioni, in balli e canzoni tradizionali, e la cultura di un popolo. Guardate che non a caso ho messo quest'altra piramide, che è al contrario di quella di prima, qui il vertice in basso. Guardate un poco, tutti questi alimenti, che sono quelli che sono alla base della piramide precedente, la frutta, la verdura, il latte, i cereali, sono quelli che hanno l'impronta idrica più bassa. L'impronta idrica è i litri di acqua necessari per produrre 1 chilo di un dato alimento. Per esempio, per fare 1 chilo di verdura ci vogliono 325 litri di acqua, 1 chilo di frutta 970 litri di acqua, 1 chilo di latte 1000 litri, e questi sono i valori dei prodotti come i cereali, 1500, lo zucchero 1500, il pane 1100, i cereali 1600. Questi prodotti in genere in questa parte della piramide consumano meno acqua, cioè produrre questi prodotti significa anche utilizzare di meno una risorsa importante, preziosa, sempre meno disponibile come l'acqua.
Se andiamo nella parte alta di questa piramide all'incontrario troviamo la carne. La carne consuma 15.000 litri per un chilo di carne, per un chilo di mangio 15.000 litri. Attenzione, questo 15.000 litri si riferisce ad una forma di allevamento che è quella mista fra il pascolo e la stalla, cioè gli animali che stanno nella stalla e però poi vengono portati al pascolo per cibarsi dell'erba dei pascoli e poi riportati nella stalla, eccetera. Mentre invece ci sono forme di industrializzazione di questa produzione di carne che prevedono la stanzialità di questi animali all'interno delle stalle sempre. Vengono nutriti con mangimi che vengono prodotti ad hoc e rimangono in quelle stalle ad ingrassare finché non arriva il momento di portarli alla macellazione. E qui il consumo di acqua in questi diciamo, allevamenti industriali è molto più alta, anche per evitare che la sporcizia di questi ambienti incida sulla salute degli animali, quindi si usa molta acqua per la pulizia, l'allontanamento dei metani e così via, e si può arrivare a 70.000 litri, 70 metri cubi per un chilo di manzo. Diciamo che in Italia siamo in una situazione un po' intermedia, ci sono soprattutto nel nord del nostro paese molti allevamenti industriali, ma ci sono anche numerosi allevamenti che non sono come quelli argentini dell'Argentina, dove gli animali sono allo stato brado e quindi lì il consumo di acqua è ancora minore. Noi siamo mediamente su questo valore, ma ci sono in molti casi siamo il valore molto più alto fino ad arrivare a 70 metri cubi. Pensate che se voi pranzando mangiaste una fettina di 100 grammi di carne allevata industrialmente, in questi allevamenti intensivi, significa 70 metri cubi per chilo, 100 grammi significa 7 metri cubi. Quella fettina che avete sul piatto e che state mangiando è stata prodotta con l'utilizzo di 7.000 litri di acqua, o 1.500, che non è neanche tanto poco, un metro cubo e mezzo per 100 grammi di fettina, e neanche questo è un valore da trascurare. Quindi non solo i prodotti base della dieta mediterranea, il massimo che arriva qui al pollo che è 3.000 litri contro i 15.000 o addirittura i 70.000 della carne nostra. Gli alimenti base della dieta mediterranea sono alimenti, diciamo, sani per l'uomo, ma sono anche sani per l'ambiente, nel senso che non sfruttano una risorsa così importante come l'acqua in maniera eccessiva. Quindi è una produzione alimentare sostenibile dal punto di vista sia della salute umana sia anche dell'ambiente. Non solo questi alimenti sono ricchi di polifenoli, sostanze antiossidanti che riducono le malattie cardiovascolari, ma riducono anche altre malattie. Questo è stato scoperto negli ultimi 20 anni e soprattutto e si è visto come molti di questi principi attivi contenuti in frutta, verdura, frutta secca, eccetera, contenenti queste sostanze antiossidanti, antinfiammatori, hanno un effetto positivo nel combattere una serie di malattie, oltre quelle cardiopatiche, quali i tumori gastrointestinali, le malattie neurovegetative, Parkinson, Alzheimer, l'invecchiamento cellulare, l'obesità. Ecco, queste sostanze sono utili non solo per combattere ictus ed infarti, ma anche per proteggere la nostra salute da queste malattie che sono diventate delle vere e proprie epidemie che incidono molto oggi sulla salute degli uomini, soprattutto anche a causa dell'aumento della durata della vita. Questo è strettamente collegato sia con i tumori che con le malattie neurovegetative, oltre ovviamente all'invecchiamento cellulare.
e queste sostanze combattono tutte queste degenerazioni della nostra salute e permettono di vivere meglio e più a lungo. Una cosa importante è questo concetto che adesso vi illustro, quello della neofobia alimentare, visto che la dieta mediterranea si basa su una grande varietà di alimenti, no? Un numero molto elevato di frutti, di verdure, di alimenti di vario genere che vanno assunti in maniera equilibrata, moderata, ma puntando appunto su questa varietà, grande varietà. Ogni alimento ha i suoi principi attivi importanti per la nostra salute e nessuno va escluso. La varietà è la cifra più importante della dieta mediterranea. E allora questa neofobia alimentare è qualcosa da combattere, cioè la neofobia è la paura dell'alimento nuovo che non si conosce. È una cosa che riguarda soprattutto i bambini da 2 a 9 anni e sembra che sia legata a qualcosa di ancestrale, cioè è proprio nei nostri geni che esiste questa tendenza a diffidare e a rifiutare alimenti nuovi che non si conoscono. Probabilmente l'uomo preistorico aveva questa ripulsa come elemento di difesa. Quando trovava un nuovo alimento, prima di mangiarlo era estremamente diffidente, no? Cercava di trovare delle conferme della mancanza di tossicità, perché molti di questi alimenti che lui non conosceva erano tossici, erano velenosi. In natura sono molte bacche, molti tuberi che sono estremamente pericolosi e velenosi. E l'uomo preistorico quindi aveva questa neofobia alimentare come forma di difesa. Questo è entrato nel nostro patrimonio genetico e i bambini sono quelli che lo manifestano più di altri. Quando si diventa adulti si capisce che non siamo più nella preistoria, che la scienza, gli studi sugli alimenti hanno già ampiamente chiarito, no, i fattori di tossicità di alcuni alimenti e si sa quindi quelli che si possono mangiare senza problemi e quelli che invece non si devono mangiare, e quindi l'uomo con la sua razionalità e con la scienza che supporta la sua vita oggi non dovrebbe più avere neofobie alimentari. Purtroppo, oltre ai bambini da 2 a 9 anni, anche molti adulti recentemente sono vittime di pregiudizi o fake news veicolate attraverso la rete. Quello non si può mangiare perché le solanacee hanno la solanina e ti avvelenano. Cosa è vera, però bisogna poi vedere nel concreto la cosa. I pomodori sono delle solanacee, contengono la solanina, ma con la maturazione questa solanina si trasforma in sostanze innocue e invece i pomodori sono importantissimi per la nostra salute perché contengono il licopene, che è una di quelle sostanze antiossidanti antiradicali che invece sono importantissime per la nostra salute. Quindi ogni tanto qualcuno che le giucchia qua e là si alza la mattina, fa un sito dove dice quello che non si deve mangiare perché è pericolosissimo, e molto spesso sono delle fake news perché si ingigantiscono problemi che in realtà non esistono. E il Ansel Keys, da cui siamo partiti, pubblicò questo 7 Country Study, questo gigantesco studio epidemiologico che mise in evidenza che nel Mediterraneo c'era gente che si nutriva da millenni in maniera sana e viveva a lungo anche in condizioni di povertà, di indigenza, ma con un'alimentazione estremamente salutare. Lui si trasferì a Pioppi in Italia. Pioppi è un piccolo villaggio